Campionato di promozione Girone B, ottava giornata di ritorno che vede il San Desiderio in maglia bianca e giallo-blu, forte dei 7 punti nelle ultime 4 partite, ospitare il Baiardo, maglia verde e nera al vertice della classifica. Non succede molto ad avvio del primo tempo, fino al 18°, quando entrambe le squadre si mostrano in avanti. Prima il Baiardo, ma la conclusione di Provenzano che non trova lo specchio della porta. Immediatamente dopo è il San Desiderio a essere pericoloso, incursione in area di Bruzzese fermata dall'arbitro Valentini. Arrivati al 28° ci prova con un calcio di punizione il Baiardo. È Poggio ad andare al tiro. La traiettoria sembra perfetta, ma il pallone in realtà esce. Quando mancano 8 minuti dal termine del primo tempo si disperano belli dei giallo-blu, che con la sua conclusione da fuori area sperava nel gol. Passati al secondo tempo, con le immagini del montaggio di Enrico Figus, c'è da aspettare 13 minuti per vedere un'occasione dei padroni di casa. Bruzzese serve Delia, con una mano si salva Belloro. 2 minuti dopo invece l'occasione ospite passa per il piede di Crosetti, che però non trova la rete. Al 25° c'è in avanti il San Desiderio con Delia e Bignami, che prova la botta, chiude ancora Belloro. Il gol che sblocca il match si fa aspettare fino al 75°, quando l'esperienza di Belfiore regala la prima rete del match al Baiardo e la 16ª per lui in campionato. In pieno recupero si scatena il Baiardo, ma per ben 2 volte è fondamentale l'attenzione di Chesi. Prima si difende da Belfiore, poi para al tiro di Rizzardi e fa terminare con il risultato di 0-1 il match. La rete di Belfiore risolve un match un po' sottotono ma sostanzialmente equilibrato, assicurando al Baiardo il primo posto in classifica.